Una settimana dedicata alla legalità da parte dell'Istituto Comprensivo Lauricella. Oggi la prima iniziativa qui presso il Plesso Garibaldi, un'iniziativa abbastanza articolata che vedrà anche il coinvolgimento di tante personalità. Oggi è stata la volta del comandante dei Carabinieri che avete consegnato la pietra d'inciampo. È una settimana che ruota attorno ai temi chiaramente inerenti alla legalità, alla convivenza civile, alla democrazia. L'idea è nata per ricordare i 30 anni della nascita della Convenzione dei diritti dell'infanzia che ricade il 20 novembre, ma immediatamente la voglia di fare delle attività in tal senso con i ragazzi sono state tante che ci siamo resi conto che un giorno non sarebbe bastato e allora abbiamo deciso di estendere il tema a tutta la settimana. Ci rendiamo conto che c'è ancora tanto da lavorare all'interno delle scuole, con tutte le istituzioni, con tutte le associazioni operanti sul territorio, perché veramente il principio, il valore della legalità diventi un costrutto mentale importante a partire dai più piccoli. Momento importante questo della legalità, parlare con gli studenti nelle scuole. È un momento importante e anche difficile, bisogna riuscire a parlare ai bambini. I nostri relatori stamattina ci sono riusciti, io sono venuto e assistito volentieri, mi pongo il problema perché faccio un altro mestiere. Bisogna trovare la maniera giusta per far capire a questa età, a questi bimbi, concetti anche importanti e difficili come questo. Complimenti alla scuola che l'ha organizzata. Si sta proiettando qui al Plesso Garibaldi un trailer relativamente a un film che tu hai fatto sul giudice Livatino. Ecco, momenti come questi quanto sono importanti e brevemente perché hai realizzato questo trailer, questo documentario? Come dico sempre, io sono un prodotto di queste iniziative, perché proprio quando ero tra quei ragazzi, tra quei banchi di scuola e andavamo ad ascoltare questi relatori in questi numerosi convegni scolastici, restava sempre qualche cosa dentro che poi ti spingeva e ti motivava anche a documentarti, a fare sempre di più. Questo documentario nasce da una promessa fatta al papà di Rosario Livatino e in un momento anche nell'ambito di un'iniziativa scolastica in cui mi rendevo conto di non essere veramente utile. Crescendo e acquisendo degli strumenti giornalistici e poi ho potuto farne un documentario. Sono felice che ancora a 3 anni di distanza sia oggetto di queste manifestazioni.